Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme la torta di Sapa. La torta di Sapa è un dolce tipico sardo che viene preparato alla fine di ottobre, inizi di novembre e solitamente si fa per la festività dei morti e di Ognissanti. Viene preparato con la sapa, che in sardo si chiama saba, e che è praticamente il mosto cotto che veniva realizzato solitamente nelle case facendo cuocere per tantissime ore il mosto, rendendolo ovviamente assolutamente analcolico, come una marmellata. So che non è soltanto un piatto tipico della Sardegna, cioè un ingrediente più che piatto, un ingrediente tipico della Sardegna, ma di alcune regioni d'Italia. Viene usato solitamente per fare dei dolci. Io oggi voglio preparare questa torta che è una valida alternativa del pane di Saba o suvanesaba, come viene detto da noi. Suvanesaba è un dolce molto particolare e un pochino più complesso, quindi questa torta si avvicina un po', ma è un po' più semplice. Adesso vediamo cosa ci serve e come si prepara. Ecco i nostri ingredienti: 150 g di sapa, 200 g di farina 00, 2 uova, 175 g di zucchero, mezza bustina di lievito, un cucchiaino di cannella, la scorza grattugiata di un'arancia, 80 g di nocciole tostate, 80 g di uvetta, 80 g di noci, 80 g di mandorle tostate e un bicchiere di olio di semi di girasole. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è mettere in ammollo l'uvetta per circa un'ora. Dunque, adesso prendiamo le mandorle, le noci e le nocciole e andiamo a tritarle a coltello grossolanamente e poi le metteremo da parte. Allora, io le nocciole le ho tostate insieme alle mandorle un po' con una padella antiaderente. Io preferisco tostarle perché hanno un gusto decisamente diverso. Si possono comunque tostare ad una temperatura abbastanza bassa, anche al forno se volete. Allora, ho tritato quindi le mandorle, le noci e le nocciole, le ho messe tutte insieme, quindi le ho tritate grossolanamente proprio per avere questi pezzi che poi sono croccanti nella torta e sono veramente ottimi. Quindi li mettiamo un attimino da parte e iniziamo a montare le uova, quindi le rompiamo direttamente in una ciotola. Andiamo a montarle con lo sbattitore elettrico. Aggiungiamo piano piano anche lo zucchero. Andiamo a montare le uova qualche minuto fino a che non saranno chiare e spumose. Ok, adesso andiamo a grattugiare direttamente la scorza di un'arancia biologica direttamente nel nostro composto. Se preferiamo si può usare anche un limone. Continuiamo a montare un altro po'. Aggiungiamo l'olio.
questo punto aggiungiamo la sapa. Cerchiamo di non sprecarne neanche un pochino, perché è un ingrediente, questo soprattutto fatto in questa maniera, vedete, come una marmellata, è veramente molto prezioso. Tra l'altro, come detto all'inizio, è un ingrediente, insomma, che non si trova così facilmente nei supermercati, perché è la cottura del mosto, soprattutto, ripeto, in questa consistenza così come una marmellata, che ormai si fa soltanto nelle mura domestiche, quindi si fa in casa e si ottiene facendo bollire per tantissime ore il mosto. Quindi soltanto chi ha buona pazienza e soprattutto un buon mosto lo può fare. Se no, si trova in commercio anche la sapa liquida, che viene detta anche per certe produzioni vincotto. Ok, adesso continuiamo a mescolare. Adesso dobbiamo aggiungere le polveri, quindi per prima cosa andiamo ad aggiungere un cucchiaino di cannella, o anche di un po' di più. Ok, adesso aggiungiamo piano piano anche la farina. Ci fermiamo un attimo con lo sbattitore e andiamo a togliere la farina dai bordi. Ok, in ultimo aggiungiamo il lievito, mezza bustina. Ho strizzato l'uvetta che avevo precedentemente messo in ammollo e adesso la unisco al composto. Ok, una volta che ho unito l'uvetta posso unire anche tutta la frutta secca che ho tritato. Ora possiamo mettere tutto il nostro composto in una tortiera da 24 o 26 cm. Qualora ce ne fosse bisogno, andiamo a livellare leggermente il composto nella teglia. Una volta che vediamo appunto che è abbastanza omogeneo, possiamo infornare la teglia ad una temperatura di 180 gradi, modalità statica, per circa 45 minuti. Mi raccomando, prima di togliere dal forno la torta, facciamo sempre la prova a stecchino. E il forno, mi raccomando, sempre preriscaldato.
Ecco qui la torta di Sapa, l'ho sfornata, ho fatto la prova a stecchino dopo 45 minuti, ho visto che aveva bisogno ancora un po' di cottura e l'ho lasciata altri 8 minuti. Quindi l'ho tolta dalla tortiera, l'ho posizionata in questo piatto ed è ancora tiepida e a questo punto ci servirà un altro po' di Sapa per poterla spennellare, quindi così, quando è ancora tiepida. Ok, facendo questo procedimento lucideremo benissimo la torta, quindi conferiremo lucentezza alla torta e possiamo anche mettere i nostri zuccherini colorati, i nostri diavolini colorati, quelli classici che si mettono nei nostri dolcetti o nel pane Saba. Ok, questo è il modo classico per decorare, finire di preparare la nostra torta, però se vogliamo possiamo anche semplicemente mettere anche soltanto un pochino di zucchero a velo. Ok, adesso anche se la torta è ancora tiepida, io non vedo l'ora di farvela vedere, quindi andiamo a tagliarne una fetta. Andiamo con delicatezza. Poggiamo in un piattino. La torta, come ho detto, è ancora calda, però è veramente tenerissima nonostante ci siano le nocciole, quindi c'è un contrasto del tenero della torta con l'ingrediente appunto della Sapa, veramente un tripudio di sapori, direi. E poi c'è il croccante della frutta secca. Io non posso che assaggiarne un pezzettino, vi faccio vedere come si taglia, quanto è morbida, vedete? Ho l'acquolina in bocca. Si scioglie letteralmente in bocca e poi c'è il croccantino delle mandorle, delle nocciole, buonissima, davvero buonissima. Questa, come ho detto all'inizio, è una torta della tradizione, è una torta che se vi piace la Sapa la dovete assolutamente fare ed è una torta che si può fare non soltanto per la ricorrenza dei nostri cari defunti e di ogni santi, ma anche diciamo durante le feste di Natale, per esempio. È un'ottima alternativa al panettone, al pandoro. Poi tra l'altro questa è una torta che si può preparare con largo anticipo perché dura davvero tanto tempo, addirittura se ben conservata dura anche un mese. Quindi che aspettate a fare anche voi la bella torta di Sapa? Se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, attivate anche la campanella di notifica, mi raccomando, così non vi perdete nessun video. Se vi è piaciuta questa ricetta, mi raccomando, mettete un bel like e venite a trovarmi sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Mi raccomando, non perdetevi il prossimo video. Ciao!